E lo sapremo a breve giro di posta, visto e considerato che hanno annunciato la stabilità giovedì. E dico che questi tagli e soprattutto le promesse dovrebbero rapportarsi poi con delle entrate. Vorremmo capire da dove arrivano le entrate. Fatti, non parole, è quello che si aspetta il Veneto da Roma, soprattutto dopo le promesse di Renzi sabato agli industriali, perché, sottolinea il governatore, alla base di tutto ci vuole coerenza. Dire di togliere l'IMU senza dire che l'IMU te l'abbiamo messa noi. Una legge di stabilità dove sono previsti tagli lineari, ma anche l'applicazione dei costi del Veneto, ad esempio per la sanità, uguali per tutte le regioni. Ma io lo aspetto al varco, visto e considerato che sui costi standard questo governo, che comunque la cui maggioranza gestisce il Paese da novembre 2011, ha già fatto trascorrere 4 anni, a novembre 2015 saranno 4 anni, e nonostante la maggioranza di Renzi abbia in mano da 4 anni questo Paese, non ha mai avuto il coraggio di applicare i costi standard.